Un ampio confronto ieri a TVA con il primo cittadino Lillo Firetto, dove si sono analizzati vari momenti della politica cittadina, si è discusso di problematiche sociali come le recenti affermazioni forti del cardinale Don Franco nel giorno della sua omelia pasquale, di mancanza di sviluppo nella città, come affermato recentemente dal presidente di Sicindustria Agrigento Antonio Siracusa, di infrastrutture mancanti, di zonasi abbandonata a se stessa, con più capannoni vuoti che pieni, e che ora la nostra città se ne potrebbe anche riappropriare di un pezzo del territorio industriale nel caso in cui il prossimo referendum sarà convalidato sia nel quorum che nella volontà. Firetto ha anche espresso particolare enfasi e contentezza per la riapertura della cattedrale, ricordando allorquando tanti anni fa vistosi arrivare la notizia che era sua responsabilità di una probabile frana del costone, che bisognava fare sgombrare le case a valle e che quella notte non poté dormire. Firetto ha anche analizzato la situazione amministrativa dei conti pubblici della città, di grande sofferenza, e anche i risultati brillanti ottenuti nella raccolta differenziata, anche se spesso per cause non sue dipendono blocchi e decisioni nel conferire rifiuti fuori Agrigento. Al termine Firetto si è anche espresso positivamente per una sua ricandidatura al prossimo mandato che scadrà tra meno di un anno. Le notti peggiori siano state quelle quando arrivò, a seguito di mie continue, per carità, insistenze sulla necessità di dover disincagliare la vicenda e far avviare i lavori con la messa in sicurezza del colle. La marcia. La marcia arriva dopo, arriva un momento dopo. Qua, a seguito di questa continuazione di pressione, allora c'era un altro presidente della regione, c'erano altri assessori, qualcuno anche. Bene, a seguito di questo arrivò una nota della protezione civile dove sostanzialmente diceva: vedete che sta accadendo tutto, andate a vedere quello che dovete fare. E andate a vedere quello che dovete fare non è che lo scrive al presidente della regione che ha competenza sul colle. La sicurezza non è in capo a nessun altro, la sicurezza è in capo al sindaco. Se uno si torce un capello, una responsabilità pesantissima. Allora, siccome mi può capitare nella vita ciò che si vuole, ma io quelle 6 ore della notte dormo, non ho mai avuto problemi, non ho problemi. 6 ore li dormo tranquilli, perché poi mi vado a coricare coscienza. Non ha bisogno di tranquillante. No, assolutamente, ma mai. Bene, in quelle 5 giornate, che non erano le 5 giornate di Milano, in quelle 5 giornate io ho perso il sonno. Ho perso il sonno perché mi trovavo di fronte al dubbio di quello che bisognava fare, così come mi dicevano i tecnici. Noi dobbiamo andare a transennare e chiudere via 25 aprile immediatamente, mandare fuori queste 4 palazzine che erano state censite, le 4 palazzine dove c'erano gli elementi di refluenza dell'eventuale rotolamento, e dovevamo liberare, diciamo, le attività commerciali che lì insistono, dal fruttivendolo al bollista, della Via Emera, sì, per capire, il cinema, tutte le attività commerciali che lì insistono. Sì, un sindaco può dormire sonni tranquilli. Ecco, ci fu quel momento molto drammatico che non ci fece dormire, che diede la stura anche a quella manifestazione di piazza. Ringrazio allora l'arcivescovo, tutta la diocesi, perché tutti insieme si fece coro, per cui io, se ci sono le condizioni, tenterò di chiedere di nuovo il sostegno agli agrigentini, se si vuole. Se non si vuole, ho tante altre cose nella vita da fare.